Allora, siamo già di sera, poco fa ho caricato un video che pioveva pietre grosse di pietra pomice, e stasera, sempre che oggi ne abbiamo 16 di febbraio del 2021, sono le ore 18:30 circa, mi sono messo sopra il tetto della casa qui sopra che c'ho, e di qua si vede meglio l'eruzione dell'Etna che già sta scendendo, già è scesa la lava abbastanza, si vede meglio ovviamente della parte di qua di Taormina, la vedono magnifica perché è sul lato di qua. Va bene, e niente, vi lascio con questa, diciamo, con questo breve video che ora piano piano mi avvicino e spero che si metta a fuoco, si metta a fuoco bene per il video. Vediamo, vediamo. Sentite già i boati che si sentono? State vedendo? Troppo più vicino di così non si può. Come è tutto rosso. La lava già è scesa sulla mia destra, è scesa un bel po' e piano piano sta scendendo. Di qua si vede meglio perché di là, di dove ho fatto io le riprese, c'è l'albero che non si vede tanto bene. Invece mi sono spostato sopra il tetto e di qua si vede un pochettino meglio. Vedendo. Poco fa ho caricato un video che cadeva, erano le 6 meno un quarto, che cadeva delle pietre pommici un pochettino grosse, e ho fatto anche il video e ora sto facendo il video per quelle persone anche che gli piace queste cose, per quelle persone che non possono, diciamo, vedere queste cose come le sto vedendo io, diciamo. E mi fa tanto piacere, mi fa tanto piacere di condividere il video per le persone che non abitano vicino a un vulcano, diciamo, va. State vedendo come sta scendendo piano piano la lava, già è scesa abbastanza. Ci sono le strade piene di pietre pommice, le macchine camminano piano piano. State vedendo? Purtroppo di qua non si vede tanto bene, però la parte di Messina, di Taormina, Randazzo la vedono magnificamente, perché la colata è sulla destra, diciamo. State vedendo? Di qua si vede meglio rispetto a dove ho fatto il video, i primi video che ho fatto. Però siccome la colata, ripeto, è sulla latata di Messina Taormina, perciò la vedono dettagli meglio. Quando è di qua, invece, quando è di qua si vede meglio. Ovviamente chi è ora come ora a lungomare di Catania, diciamo, che è a parte di mare a lungomare di Catania, il vulcano lo vede magnificamente, bellissimo lo vede, come molte persone che già stanno facendo video, foto. Mi avvicino piano piano, vediamo se si vede bene, si mette a fuoco piano piano.
più di così non mi posso avvicinare, vedete come si vede magnificamente, chiaro. Purtroppo siamo di sera, non è che, anzi la fotocamera mette a fuoco benissimo. Va bene, allora io concludo il video e mi fa tanto piacere condividere con le persone che sono in Italia, che sono all'estero, che vedono questa meraviglia, diciamo. Purtroppo noi ci dobbiamo convivere, siamo abituati, però è meglio così, che l'Etna è semi in eruzione, perciò fa meno danno, diciamo, rispetto a quando un vulcano non è in eruzione, che può esplodere, può causare diversi danni, terremoti, quelle che è. Va bene, e niente, sono sceso ora un pochettino più sotto, dove ho fatto tutte le riprese, si vede un pochettino il vulcano, perché sta scendendo la lava della parte di Zafferana, che mia figlia mi ha detto che gli hanno fatto evacuare alcune persone dove sta scendendo la lava, ma speriamo che non fa danni e non tocca neanche una casa. Va bene, va bene, allora io concludo il video e spero che questo video vi piace. Se il video vi piace mettete mi piace, condividete, commentate e niente, ci vediamo al prossimo video. Una buona notte a tutti.